sabaudo, diciamo, perché la Sardegna dal 1713 mi pare era stata conferita, se vogliamo, ai piemontesi, al Ducato di Savoia, che con questa cessione della Sardegna sono diventati re di Sardegna, erano i re di Sardegna, i piemontesi. Ritorno alla sera del 1794, i cagliaritani si ribellarono perché il re non aveva accolto alcune richieste da parte dei sardi, che erano richieste intese ad ottenere più posti nell'amministrazione civile, militare e amministrativa, più potere a quello che era il Parlamento sardo, che si chiamava stamento. Insomma, queste richieste non furono accolte. Le cose poi non sono andate bene, perché poi naturalmente l'amministrazione piemontese e il viceré erano stati praticamente imbarcati, messi su una barca per tornare in Piemonte, poi sono tornati, poi la storia ha avuto altre vicissitudini. Comunque la Regione Sardegna ha individuato quella data lì come data per la festa del popolo sardo, e noi, il gremio, come tutte le nostre associazioni in continente, diciamo in Italia, ricordiamo questa giornata, e oggi la stiamo ricordando in questo modo. Anzi, addirittura a questa giornata noi abbiamo dedicato anche un ricordo importante che faremo sul barone Giuseppe Manno di Alghero, che non ha avuto parte ovviamente in questa cacciata dei piemontesi, anzi lui era uno che, come dire, che lavorava per Carlo Felice, come poi lo diremo, e poi si è trasferito a Torino, è diventato senatore del Regno nel 1800, ha rivestito dei gradi elevatissimi nell'ambito dell'amministrazione piemontese. E l'altro evento che noi vogliamo ricordare, e veramente questo ci tocca personalmente e lo vogliamo ricordare per questo, è che 75 anni fa, proprio nel giorno di Pasquetta del 1948, rinasceva a Roma, no? A cura di un gruppo di sardi che a Roma occupavano la sede di questo palazzo dell'UNAR, dell'Unione delle Associazioni Regionali. E nei programmi dell'UNAR si prevede che ogni tanto le associazioni che hanno residenza all'UNAR organizzino qualcosa insieme. Non è la prima cosa che organizziamo insieme con i piemontesi, perché abbiamo ricordato qualche anno fa il ricordo di Giuseppe Saragat, perché anche Saragat è stato un personaggio che sardo, di origine sarda, il padre era sardo, Saragat, la madre di Torino, è stato un Presidente della Repubblica, e lo ricordiamo assieme. Era un sardo piemontese. Era un sardo piemontese, come alla fine possiamo definire anche Giuseppe Manno un sardo piemontese, poi lo vedremo. E anche l'altra volta abbiamo fatto questa osservazione, che praticamente l'Italia, così com'è, bella o brutta, mi piace o non mi piace, l'abbiamo fatta i sardi e l'abbiamo fatta noi due. L'abbiamo fatta noi due, no? Qualche volta siamo anche pentiti, però poi dopo ormai dato che non possiamo parlare male di quello che abbiamo fatto, e quindi in effetti poi c'è sempre la cosa, la vecchia, i sardi sempre ci dicono: noi vi abbiamo fatto diventare regno, ecco, questa è vero, perché fu acquisendo la Sardegna che i Savoia divennero re, perché prima erano semplicemente i duchi di Savoia, ecco. E questa è stata la prima cosa. La seconda è il fatto appunto di questo regno di Sardegna, che poi si parlava dei sardo piemontesi, ma era il regno di Sardegna. Però quando le cose non vanno bene dicono sempre che sono arrivati i piemontesi, perché non fece cosa andava avanti, poi c'erano quei sardi, no, i sardi, no, ma dove erano i sardi, ecco, quindi dividiamoci gli onori e anche gli oneri, soprattutto venendo a Roma. Tra l'altro parlano ancora di più dicendo che erano arrivati i piemontesi. Sono arrivati i piemontesi nel 70,
primo sarebbero stati i sardo-piemontesi, ma in verità nel 70 ormai erano tutti italiani, quindi non è vero che tutto quello che è successo dopo, sai, la colpa, diciamo quando si parla di colpe, ma chi viene erano dei piemontesi, no, a quel punto ormai l'Italia era fatta, c'era il famoso discorso che bisognava fare gli italiani, non so se siamo riusciti a farli nel frattempo, ma insomma, però più o meno sì, perché ormai le cose sono talmente intrecciate che per esempio una delle cose che mi diverte sempre quando vado in Piemonte è scoprire che tutti i miei amici dove vai al mare? Vado in Sardegna, ma c'è tanto di mare, vai in Liguria? No, la Sardegna, ecco, quindi il fascino della Sardegna per i piemontesi è immenso, per me ancora di più perché io ho fatto pure il servizio militare, quindi non, anzi io so solamente una frase in sardo che è Savila Rosa Patria, che era il motto del nostro reggimento, appunto il reggimento, la brigata Sassari, e io andai a fare il Caracaglia. Quindi poi ci sono quelle cose, i famosi intrecci amicali e intrecci parentali, quindi anch'io ho un pizzico di parentela. La cosa divertente è che io la parentela ce l'ho, come sapete, mia moglie ce l'ha, ma perché sono dei soli parenti siciliani che sono andati a finire ad Olbia, e qui si vede l'Italia che si è fatta, perché a un certo punto c'è una confusione, un rimescolamento, che poi è la bellezza dell'Italia. Sta diventando la bellezza dell'Europa, perché uno dice dove sta quello vicino? Ma sta a Londra, capito? Ecco, non è, sembra sempre che ormai, questo è il lato positivo. Ma qui abbiamo i due, io presento il mio di storico, tu presenti il tuo. Io preferisco che nessuno mi presenti perché sembra una cosa. Io sono scaramatico. Facciamo così, siccome lui era qua Per caso? no, 2 settimane fa, 3 settimane fa per un altro evento e non voleva essere presentato, io invece poi l'ho presentato per bene, perché allora Aldo Accardo è il nostro professore storico di storia contemporanea della Sardo di Cagliari e anche un presidente della Fondazione Siotto che cura anche il Palazzo Manno di Alghero. Quindi lui ci parlerà di l'altro invece che contribuirà con il suo punto di vista su Giuseppe Manno torinese, diciamo, piemontese, è Carlo Caselli. Allora io vorrei, perché so come vanno queste cose, dopo non si sa mai se sono solo militari, io farei un applauso prima. Allora, 2, grazie Enrico. Adesso è socia sia dell'Associazione Piemontese che dell'Associazione dei Sardi, il gremio, e io è orgogliosa di essere, giustamente, di essere pronipote di Giuseppe Manno. Mi ricordo che qualche anno fa parlavamo di questo e dell'eventualità di riuscire a creare questo evento che siamo riusciti oggi a creare. Io avevo una curiosità da chiedere. Intanto, velocemente, qual era il tuo rapporto esatto di parentela, diciamo, senza fare tutto l'albero, e poi se hai qualche aneddoto da dirci prima che inizi invece il commento storico su Giuseppe Manno. Grazie, allora, intanto saluto a tutti. Io mi identifico a proposito prima metà esattamente piemontese e metà sarda, perché mio padre era nato a Cagliari e mia mamma a Torino, quindi veramente al 50%. E entrambe le regioni le adoro, sono nel mio cuore e sono assolutamente al 50% amante delle due terre. E per quanto riguarda Giuseppe Manno, era il mio trisavolo. Non voglio, per l'amor di Dio, mettermi a parlare della storia di questo personaggio, perché ci sono tanti illustri storici assolutamente addentro alla materia che non mi metto assolutamente in paragone con loro. Quello che voglio raccontarvi è proprio un breve aneddoto così, che mi è venuto in mente quando nel 2011 a Torino hanno ricostruito per i 150 anni, no, del
l'anniversario del regno praticamente del Senato, e quindi con emozione insomma mi sono seduta al posto di Giuseppe Manno. Quindi molto brevemente vi leggo queste righe e poi lascio agli illustri insomma la parola. Grazie mille. Sarà l'Italia. È stata per me una grande emozione quando nel 2011 a Torino, per i festeggiamenti dei 150 anni del Regno d'Italia, ho visitato la sala del primo Senato, ricostruita fedelmente rispetto all'originale. A Palazzo Madama, con la grande cavea e fondali scenografici che riproducevano la decorazione dell'ambiente e l'atmosfera degli istituti all'epoca del Risorgimento, e venivano illustrate con supporti multimediali le attività che si svolgevano nella Camera Alta, con riprodotte le voci dei senatori delle tribune. Mi sono seduta al posto che apparteneva al mio avo, il senatore Manno, posto al fianco di Alessandro Manzoni, di cui era grande amico. In quel momento mi sembrò come ritornate in vita le parole del barone Giuseppe Manno, e quindi un vero e proprio ritorno al passato e dei momenti salienti che comunque hanno contribuito anche attraverso il suo operato all'unità nazionale, rivivendo uno dei momenti più significativi della storia del Risorgimento italiano. Questo tuffo nel passato mi ha permesso di conoscere meglio il mio antenato e le sue grandi doti come eccellente uomo di lettere, politico, storico, magistrato, dotato di grandi virtù e pregi che hanno fatto di lui un grande presidente di Senato, eccellenza sarda. Era un uomo di grande morale, con carattere pacifico, alieno ad ogni polemica e dall'aspetto brillante, occhio vivo, grande conservatore. Sono profondamente orgogliosa e fiera di aver avuto un antenato come lui. Infatti ho avuto anche l'opportunità di scrivere la mia tesi di laurea, prerogativa regia nel Regno Sabaudo dopo la concessione dello Statuto Albertino, ed inserire l'importante figura del senatore Manno, che quando nel gennaio del 1849 viene nominato Presidente del Senato, riesce a contribuire in modo fondamentale al contesto di rinnovamento di tutte le istituzioni giudiziarie che avvenivano in quel momento nel Regno Sardo. Il senatore Manno, algherese di nascita e profondamente torinese di vita, e fedele servitore di Casa Savoia, fece grande l'Italia ed occuperà sempre nella storia del nostro paese un posto di rilievo. Grazie per questa molto bella introduzione al personaggio che noi oggi ricorderemo, che effettivamente occupa un posto molto importante nella storia della Sardegna e nella storia dell'Italia. Poi ricordo anche, diranno poi i nostri amici storici, che lui ha redatto la prima nell'Ottocento una storia sulla Sardegna di 4 volumi, molto interessante. Praticamente, se uno vuole approfondire sulla storia della Sardegna deve andare a questi libri scritti dal barone Giuseppe Manno. Grazie. Allora cominciamo con i nostri due storici. Abbiamo un minuto di dare prima la parola al conte, perché è un conte che ci parlerà del barone, al conte Carlo Piola Caselli, torinese. Io già tutte le volte che lo vedo mi ricorda Camillo del Cavour, non so se posso dire così. Allora, almeno somiglio alla persona intelligente, anche se non lo so. Allora Carlo, introducici ulteriormente nella figura di Giuseppe Manno, e porto il microfono. Sì. Allora qui faccio un po' di documentazione, non spaventatevi, perché se dovessi elencare solo tutto quello che ha fatto Giuseppe Manno ci metterei un quarto d'ora, ma forse anche di più, e ve lo risparmio. Però c'è un punto interessante della sua biografia, delle cose che lui ha fatto, perché in Sardegna c'erano due grandi nobiliari, il cavalierato che era nome più cavaliere, cioè cognome più cavaliere, e poi c'era cavalier donna più il cognome, e questo era il
caso di Manno. È interessante questa distinzione anche perché aveva un senso pratico. Il cavaliere Don, come Manno, sedeva tra militari nobili, ma molti preferivano il semplice cavalierato che rendeva più liberi di lucrare con rappresentanze nei municipi. Non so bene il perché abbia schivato il conte di San Lussorio, che Lussorio è come dire San Rossore, un santo nato a Cagliari nel 270 circa, antico patrono della famiglia, con grande culto nell'isola. Spica la processione famosa di Oliena, quella città famosa ricordata da D'Annunzio per il suo vino. Poi avremo il canonato, poi staremo A proposito dei santi c'è un aneddoto, no? Scherza con i santi, lascia stare i santi. Infatti c'era stata un'attrice, indovinerete chi era, la quale le avevano dato perché voleva un predicato nobiliare, come in un film, e allora le avevano affibbiato il titolo di Miriam di San Servolo. E i veneziani rileggono sotto i baffi, perché San Servolo è un'isola, all'epoca c'era il manicomio. Allora bisogna stare attenti a quei santi. Non sappiamo, forse il professore ci dirà, come mai non abbia voluto il titolo di conte di Salustania. Tornando a Manno, ebbe dalle sale unite della Regia Udienza di Cagliari il titolo di barone nel 1833. Barone isolano, che nel Regno di Sardegna aveva una caratura superiore all'analogo titolo di barone in terraferma. Ricordiamo brevemente i fratelli. Giambattista è un generale di brigata della brigata per il Pinerolo, distintosi nel 1848 a Peschiera, però stranamente non ho trovato la sua biografia nell'enciclopedia militare. Questa è una lacuna che andrebbe colmata. Poi c'era Giovanni Antonio, tesoriere della sua provincia, e Fisio, canonico, che ha scambiato una importante corrispondenza con lui. Una sorella di cui poco nulla si sa. Ha scritto salmi, diario di un collegiale, è stato allievo di Raimondo Garau. Appena laureato, il padre Antonio Manno Esardaco Idevilla, questo era proprio il suo cognome, e è sia nella nobiltà sia nel Senato, c'è proprio questo cognome. Gli ha dato una lunga mazza col pomo d'oro, appartenuta al prozio materno Giuseppe Scardaccio, con la quale è entrato nella magistratura, ammesso malgrado la giovanissima età. Nell'Università di Sassari vi è una grande tela ad arco, lettura solenne del decreto Bocino 1766, restaurazione di essa dovuta a Carlo Emanuele III grazie a Scardaccio. C'era il detto essere seguiti da Bocino, ossia dal Boia, poiché aveva ripristinato le forche. Quest'opera pittorica, che è del 1930, è stata poi fortemente ritoccata dall'autore nel 1947 perché gli era stato commissionato di sostituire i ritratti che comparivano in questo grande dipinto di Vittorio Emanuele III e Mussolini, e lui aveva messo dei panneggi, tipo bandiere, cose del genere. Ci sono delle frasi bellissime di Manno, tipo, dato che a me piace molto l'aviazione, restare sulle ali innamorati venti. Lo trovo meraviglioso. Lui ha compiuto un viaggio per l'Italia con il principe Duca del Genovese, che poi era Carlo Felice,
personaggio molto colto e amante delle muse, anche se poi, divenuto re, è stato politicamente costretto dagli imperativi del congresso di Vienna e da quelli successivi, dei congressi successivi. Ha dato da leggere il manoscritto delle Note sarde a Gian Maria Dettori, professore di teologia morale, maestro di Gioberti, famoso per la disputa tra probabilisti e probabilioristi. Ha scritto lettere d'un sardo in Italia, che è raro, della fortuna delle parole e del saggio sugli sinonimi italiani di Giuseppe Grassi. Ho trovato che questo è stato ristampato a cura di Angelo Cavalieri a Venezia nel 1851, perciò sotto la dominazione austriaca andavano ed era la scusa per far vedere l'Italia, il concetto dell'Italia, anche se era, diciamo, in una città sotto il dominio austriaco. Un'altra bellissima frase, no? Sparse di rose un campo che i pedanti avevano seminato di zigole e di spine. Seguono i vizi dei letterati, il saggio sull'indifferenza, il saggio di alcune espressioni figurate sulla libertà dei giudizi e andati sopra i morti, cenni storici sopra la vita e le opere di Giuseppe Grassi, psicografo, nelle memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino. Loda che Vittorio Emanuele I avesse ordinato di impartire gli ordini militareschi in lingua italiana. Anche questo è interessante, perché poi Lord Byron in Grecia ha fatto lo stesso, che dovevano essere impartiti nel greco dell'epoca di Lord Byron. Seguono lettere sulla barchetta allegorica di Tibullo, accabatamente contro la Ponza, e sulla vita contadinesca di Virgilio. Sui disavvantaggi degli scrittori collabora al Dictionnaire de la Conversation, il Pétun, alla Revue du droit français et étranger, tra gli opuscoli e di Tiene di Domenico Alberto Azzulli. Ci sono passato davanti prima gli Azzulli, Francesco Carboni, Francesco Gemelli, in morte del ministro Roger Chollet. Dettò molte iscrizioni, ha scritto la lettera sull'abolizione delle tasse annuarie, il ragionamento sulla politica e sulle lettere, quesiti sui pubblici ufficiali, sul codice fiduciario, cioè una panoramica veramente vastissima. Era stato uno dei 2 vicepresidenti della Commissione Superiore di Statistica, e qui ho un bellissimo ricordo, perché un suo corrispondente era il mio antenato, Antonio Piola. E Antonio Piola corrispondeva da Torino sulle statistiche torinesi e dintorni. Nella pubblicazione relativa del 1930 vi era da pagina 65 la popolazione per l'isola di Sardegna. Antonio Piola aveva scritto anche delle strade ferrate, della loro futura influenza in Europa sul carico di Carlo Alberto e sulle terre incolte del Piemonte. Lo dico perché Mano era stato un suo grande estimatore, e qui l'ho tutto documentato. Poi ricordiamo la sua fortuna delle frasi del 1866, in cui ha detto: eccovi 80 capitoli scritti in 80 giorni da un vecchio di 80 anni. Era spiritoso. Ha scritto le Note sarde, ricordi. Riguardo allo statuto, come si diceva, riformare molto, rinnovando poco, migliorare conservando, anche rifare distruggendo, anziché rifare distruggendo. E alle questioni in voga, libertà e tolleranza per le cose religiose, libertà di stampa, salva la moralità. Divertente l'episodio di Vittorio Emanuele II, no? Quando lui era riluttante a diventare nuovamente presidente del Senato, come è stato detto, e ha preso una spada scherzosamente e gli ha detto: o mi servite da presidente del Senato o vi infizzo. E così ha lasciato la Corte di Cassazione a Milano, perché c'è stata questa parentesi milanese, e è tornato a Torino. Ho qui una sua sentenza datata a Milano, alla Corte di Cassazione dell'8 maggio, proprio relativa al mio antenato Antonio Piola. Questi sono piccoli aneddoti che ho raccolto.
È un personaggio importante perché si è espresso in quegli atti sia dal punto di vista storico, in quanto è autore di 2 storie della Sardegna molto importanti, una del 1827, pubblicata nel 1827, l'altra pubblicata nel 1841, che lo stesso Benedetto Croce giudica tra le migliori opere storiche, diciamo, del periodo. È un letterato, autore in anni diversi, dal 32 al 66, di 2 opere, La fortuna delle parole e La fortuna delle frasi, che costituiscono un punto di riferimento importante, secondo il Migliorini, che ha pubblicato La fortuna delle parole di nuovo. Opera importante perché si può dire in qualche modo che il Manno è stato il fondatore della semantica. Un politico di livello alto, in quanto è stato presidente del Senato, sia del Senato subalpino, diciamo dopo il 48 con lo statuto, e sia anche presidente del Senato del Regno d'Italia. Un politico importante. Nel 1855, quando scoppia la crisi calabriana, una crisi politica che mette in difficoltà il governo di Cavour, e Cavour si dimette, il re cerca di fare un'operazione volta a liberarsi del grande Cavour, e chiamando al ministero un personaggio della destra estrema, il re. E in quell'occasione offre la carica di primo ministro anche allo stesso Manno. Io ho la lettera del Manno con la quale ammonisce il sovrano, che era stato a suo tempo allievo suo, ammonisce il sovrano a non fare dei passi falsi e lo invita a richiamare Cavour. Operazione importante, operazione molto dimenticata. La crisi calabriana nessuno sa più chi è, e non ve lo dico scelto io ora, mi sento un po' noioso. Quindi lo storico, il politico, il letterato e il magistrato, il giurista, conclude la sua carriera come presidente della Corte di Cassazione. La conclude, come capita sempre nel mondo, che è ingrato. E Capodanno del 1866 e legge, per caso, sulla Gazzetta Ufficiale legge che è stato giubilato, l'hanno pensionato. Un'operazione particolare che io ho raccontato e che non sto a raccontare qui nei particolari, un'operazione che lo addolora molto. Lo addolora tanto da lui, molto schivo, molto sobrio, non è uno dei politici di oggi, tanto per capire, ha il gusto della riservatezza, e credo che per vestire usasse il suo gusto, non andasse da qualcuno che gli consigliava il colore degli abiti. Però scrive al sovrano che era stato suo allievo, e il sovrano nemmeno gli risponde. Da qui la forza del carattere, l'intelligenza di un uomo che capisce che i tempi vanno avanti, che lui è uomo del passato, ma gli uomini del passato possono combattere, gli uomini del passato possono dire ancora qualche cosa. E tra il 66 e il 68, lui muore il 25 di gennaio del 1968, viene fuori con 2 opere molto belle.
l'ha ricordata il dottor Viola prima, e la fortuna delle frasi. 80 capitoli scritti in 80 giorni da un giovane di 80 anni. Da un giovane di 80 anni. L'altra, che a me piace molto, che ho ripubblicato tra l'altro assieme a uno studioso torinese, avete recuperato il mio caro amico, Note sarde e ricordi, dove lui racconta assieme, sempre con sobrietà, con molto equilibrio, con molta misura, racconta l'intreccio tra le sue vicende personali e quello che è stato il suo lavoro più importante, cioè la storia di Sardegna. Perché scrivere la storia di Sardegna? E lo dice in termini direi anche poetici. Togliere dalla fronte della patria, la Sardegna, l'onta di essere sempre vituperata, l'onta di essere sempre disprezzata, raccontando che questa Sardegna così disprezzata aveva un passato, e un passato importante. Per questo scrivere la storia di Sardegna. L'opera fu poi proseguita, che appare per Paravia tra il 1826 e il 1827. L'opera poi si conclude, quest'opera, con la figura del Bogino, che è stato citato prima. Il Bogino, grande ministro, è il politico al quale la Sardegna deve molto. È il politico che ha portato in Sardegna alcune cose importanti. Ha portato in Sardegna una struttura nuova delle amministrazioni comunali, ha portato in Sardegna il credito attraverso i monti frumentali e i monti numari. La struttura del credito è fondamentale in un'economia, e soprattutto la cosa più importante ha portato in Sardegna, siamo nel 1773, ha portato in Sardegna con la riforma dell'Università di Sassari e di Cagliari, ha portato in Sardegna l'istruzione. E già, perché l'istruzione da dove comincia? L'istruzione comincia, Bogino lo diceva nel 1773, appunto, questo. L'istruzione comincia, e di questo ci dovremmo rendere conto noi oggi, l'istruzione comincia dai docenti, l'istruzione comincia dai professori. I professori di Sassari e di Cagliari erano asini. Non ci deve stupire questo oggi, naturalmente, perché è chiaro che i tempi sono cambiati, ma gli asini non difettano. E allora sostituisce. Ecco la grande operazione, l'importante operazione. Bisognerebbe ricordarsi di questo quando si parla del 28 aprile del 1794. Bisognerebbe ricordarsi di questo piccolo aspetto, l'evoluzione degli dei. Manda in Sardegna un po' protocollo, anche perché no. Il Bogino manda in Sardegna grandi intellettuali, grandi docenti, Vicetti, Berlenti, Carlandi e via dicendo. Sono quasi tutti gesuiti, gente che sa leggere e scrivere, gente cotta, gente che porta in Sardegna quello che serve sempre, quello che servirebbe ora all'Italia,
cioè porta la cultura, le competenze, la preparazione, la serietà, la sobrietà. Questo porta. Ma non questo si definisce molto. E termina la sua storia di Sardegna, 4 volumi, Adriana Paravia, la termina proprio con le vicende legate al Poggino e riprenderà alcuni anni dopo, nel 41 esce la storia di Sardegna moderna, diciamo, la riprenderà poi alcuni anni dopo con un volume che si chiude poi nel 1799, quando nel marzo del 1799, il 5 marzo, arrivano in Sardegna i Savoia esiliati, perché là c'è l'Emperore, c'è l'imperatore, c'è Napoleone che li ha cacciati, e si rifugiano in Sardegna. Arrivano in Sardegna e in quest'isola, dove i Savoia poco avevano fatto, devo dire, tranne il Poggino, in Sardegna la loro presenza durerà fino al 1814 come sovrano, come re. Non dimentichiamoci, la Sardegna diventa dei Savoia con patto di Londra nel 1718, ma effettivamente passa ai Savoia nel 1720. I Savoia erano stati prima re di Sicilia e viene fatto lo scambio su cui si è molto discusso, vantaggioso fatto che in Sicilia i Savoia erano andati a toppare contro il problema dei rapporti con la Chiesa e in Sardegna arriva nel 1720 il primo viceré, Filippo Guglielmo Pallavicino di San-Remi, che descriverà l'isola alcuni anni dopo a un curioso, intelligente, acuto, penetrante, studioso di uomini e di istituzioni, quale il Montesquieu, che in viaggio per l'Europa si ferma a Torino. E in quelle pagine Montesquieu ci racconta dei suoi colloqui con il primo dei viceré, che poi sarebbe stato viceré di nuovo dopo alcuni anni, uno dei pochi che è rimasto cristiano praticamente, e racconta di quest'isola senza abitanti, pochissimi abitanti, dove per chilometri e chilometri puoi non trovare una pianta, una fonte, un uomo. Sono pagine molto acute queste di Montesquieu, e con acutezza egli coglie la critica fondamentale che Sereni fa dei sardi e che sarà ripetuta nel tempo. Fanno quello che hanno fatto i nonni, che hanno fatto i nonni dei nonni, senza mai cambiare. Una terra caratterizzata dalla arretratezza, in sostanza, e dalla fissità, dalla immobilità. Critica, attenzione, che poi sarà ripetuta, è una costante questa, una critica che poi sarà ripetuta da De Maistre nei primi anni dell'Ottocento. De Maistre, prima di andare a Pietroburgo, da dove ci regalerà quell'opera importante, un'opera di un reazionario intelligente, diciamo, nel Desiderio di San Pietroburgo, e dove parla del Boia, dove c'è il famoso inno al Boia. De Maistre dice: i sardi sono come i castori fanno quello che hanno fatto i castori nei secoli dei secoli. Il giudizio poi ritornerà ancora, non mi ricordo l'anno esatto, mi pare nel 1887, quindi stiamo percorrendo un arco di tempo che ci porta dal 1720
nel 1997, quando a Parigi, nella Società di Antropologia, neonata disciplina scientifica, si discute una sera di un argomento molto particolare. Si discute una sera attorno a questa domanda, che già per il fatto che venga posta, diciamo, qualche imbarazzo lo suscita. La domanda è: i sardi sono intelligenti? Discutono, abbiamo gli atti, abbiamo i verbali di quella discussione. E nel 1897 questi antropologi parigini arrivano a una conclusione: i sardi non sono intelligenti, perché la caratteristica principale dell'intelligenza è la mobilità, è l'innovazione, è cambiare, e questi sono lì, fermi, fossilizzati, immobili. L'opera di Manno ci dà un'altra idea della Sardegna e dei sardi, perché è un'opera nella quale, appunto, togliendo dalla fronte veneranda della patria quest'onta di disprezzo, fa vedere che vi è stata nell'isola una vicenda umana, politica, culturale, spirituale di una certa importanza, e questo è il suo grande merito, il suo grande lavoro. Io sono stato dagli anni 2000, diciamo, non so se lei, Cristina, c'è mai stata, a Villanova Solaro. Sì. Villanova Solaro, e si è conosciuto la mamma di Giuseppe Manno, l'attuale generale dell'esercito in pensione, la baronessa, con la quale ho fatto anche qualche mano a Brigi, devo dire. È venuta anche una volta che mia moglie, e in quella casa sono diventato quasi un elemento essenziale. Sono stato tantissime volte, decine di volte. Ho convinto la regione di Sardegna a comprare la biblioteca di Giuseppe Manno. Ho comprato tantissimi mobili, tantissimi oggetti, tantissimi ricordi, e ho fatto di tutto questo un piccolo museo in Alghero, molto, molto bellino, devo dire. Come a chi mi chiede dove, dico, perché io amo gli scherzi in periferia, perché è di fronte alla cattedrale, a 20 metri dal porto. Non so se lei l'ha visto, perché No, una delle poche persone che l'ha visto. Chi non l'ha visto sono gli angheresi, un po' questi. E se lei va ad Alghero, come è capitato a chi parla, al liceo classico che a Manno è intitolato, e chiede agli studenti: ma sapete chi è Giuseppe Manno? Io ci sono capitato alcuni anni fa, non ce n'era uno che sapesse chi era Giuseppe Manno. Alcuni giorni fa sono capitato alla torre di Porta Nuova e ho visto che nel piccolo bookshop di libri che c'è allestito nella torre non c'è nemmeno una delle opere di Manno, un opuscolo, e niente che di Manno tratta. E ho chiesto a questo simpatico giovane, senz'altro uno di coloro che a voce alta stertoria proclamano la necessità della cultura e dei libri per andare avanti, gli ho chiesto: ma scusi, perché non avete niente di Manno? Ma perché non c'è niente? Non era lì il caso di lasciargli una bibliografia con centinaia di titoli, era il caso di dirgli: ma piccolo chiacchierone imbecille, ma sei mai andato al Museo Manno che ha 300 metri dalla torre di Porta Nuova? La mia impressione, cara Nelia, è che non ci siano andati nemmeno tanti amministratori. Perché?
La cultura è un bell'argomento da salotto, ma conta di più mettere i tavolini nei piazzali, avere questa che un grande storico del Novecento chiamava la gaudente volgarità ed ignoranza degli italiani, in questo caso degli amministratori di Alghero. Spero che sia registrato questo che dico, perché io amo dirle le cose in faccia alle persone. Ed ecco che l'elemento, ne parlavo prima con il dottor Piovano, l'elemento fondamentale, carissima Cristina, carissima nipote, mi consenta di rivolgermi così a lei. L'elemento fondamentale è che nessuno sa chi è Manno. Nessuno sa chi è Manno, al di là di una ristretta cerchia di specialisti. Come nessuno sa chi è Russo, come nessuno sa chi è Nacoli. Li abbiamo visti poco fa. Io ricordo di aver sentito Luigi Polano quando ero ragazzo, ma nessuno sa chi è Luigi Polano. E la realtà che il Manno nelle sue opere e in particolare in quel bellissimo libro che è La fortuna delle parole richiama alla sobrietà, alla coerenza, richiama cioè al fatto che è molto importante, parlando dei popoli, parlando della società, parlando di noi, parlando degli anni a finire che abbiamo davanti, è molto importante fuggire le balle e fuggire la retorica. Uomo sobrio, non alieno dalla passione, non alieno da elementi di romanticismo. Sono io che ho pubblicato le lettere alla fidanzata a Tarsila. Le ho trovate a Milano Vassolaro, trascritte e tradotte, perché ho scritto in francese per tutto. E le abbiamo messe all'Alghero, le abbiamo messe su una parete a raccontare come quest'uomo politico, storico, letterato, sobrio e classicista e romantico, ma questo è un terreno di alta discussione filologica. Quest'uomo ha dato un grande contributo al paese. Era un paese diverso da quello di oggi, era un paese in cui il Presidente del Senato poteva dire al Presidente del Consiglio, che si chiamava Emilio Pressi, che vuol dire di levare i piedi dal banco. Era un paese in cui il Presidente del Consiglio, quando dopo il 17 marzo si fece l'Unità d'Italia, invitò un grande musicista, Giuseppe Verdi, a colloquio al proprio studio alla Presidenza del Consiglio alle 7 del mattino. E Giuseppe Verdi alle 7 meno di 10 era di fronte alla porta dello studio di Cavour. Un gentile usciere gli disse: maestro, chiedo scusa, dovrebbe aspettare un poco perché c'è un'altra persona a colloquio col Presidente. Perché dalle 6 del mattino c'era quest'altra persona a colloquio col Presidente. Alle 7 per un minuto puntuale l'altra persona esce, i due si salutano. Era Alessandro Manzoni. È un'Italia molto diversa da quella di chi va
a frequentare, come si chiama, diagonale, quelli che dicono non mi devi vestire per apparire. Era un'Italia che non voleva apparire, ma che voleva essere. Era un'Italia non di cialtroni, ma era un'Italia di persone serie, colte, di cui noi stiamo nettamente dilapidando l'eredità. Grazie. Scarseggiano. Effettivamente Giuseppe Manno non lo conosciamo. Ma Ceneria, che ad Alghero può testimoniare che è una figura poco studiata, poco apprezzata anche, ma per ignoranza, non lo si conosce, e forse bisognerebbe intervenire su questo. Insomma, si potrebbe organizzare qualcosa ad Alghero, meglio qualcosa da dire. Ecco, interlocuiamo un po'. E vieni qua, Lilia, così Lilia De Giovanni la conoscete tutti, scrittrice, presidente internazionale dei critici letterari e anche una delle maggiori conoscitrici e scrittrici di Grazia Deledda, un numero rilevante di libri su Grazia Deledda. Grazia Deledda ci potrebbe dire tutto, ma adesso parliamo di Giuseppe Manno. No, io innanzitutto ringrazio tanto il gremio per questa bellissima serata. Volevo aggiungere a quello che dicevi tu, proprio per testimoniare da persona che vive anche ad Alghero oltre che a Roma, quanto appunto dicevi, che il liceo classico è intitolato a Manno, però il liceo scientifico a Fermi. E qualche anno fa c'è stata la fusione a livello non didattico, di organizzazione amministrativa dei due licei, a cui si è aggiunto anche il terzo, che è il liceo artistico, e si doveva scegliere il nome da dare, cioè tra Fermi e Manno. Secondo voi che cosa hanno scelto? Fermi, hanno scelto Fermi. Quindi chapeau per Fermi, però per quanto diceva appunto lui all'inizio, durante il suo intervento, cioè siamo noi stessi che non conosciamo, o noi gli algheresi, in genere i sardi non riconoscono i sardi, e questo è un grandissimo demerito. Quindi volevo ricordare questo proprio come testimonianza. I due licei insomma hanno scelto alla fine non l'algherese, che tra l'altro Manno ha una bellissima statua che sta ai giardini, che vediamo tutti quando passeggiamo nei giardini di Alghero, ecco. E però il museo Manno è un museo che viene, spero adesso venga ripristinato il direttore, non so, che viene purtroppo troppo spesso dimenticato dall'amministrazione. Questo c'è ha ragionissimo. Grazie mille per questa testimonianza. Ci sono degli interventi, delle domande, delle curiosità da porgere ai nostri conferenzieri. Io ho letto qualche cosa che tu hai scritto su Manno. Io ho scritto un testo per voi, naturalmente io parlo veloce, quindi quel testo sì, è un testo. No, sì, ma io ho già detto qualche cosa e mi ha molto incuriosito apprendere che Manno era anche un poeta, no? E comunque si esprimeva in termini poetici. Ad esempio, quando si riconosce il mondo della luna, lì ci sono dei riferimenti che sembrano leopardiani, no? era un musicista. Suonava il violino. Il Manno era un musicista. E la sua carriera politica comincia proprio attraverso il violino, perché ha 14 anni quando si esibisce in pubblico nella chiesa della Purissima a Cagliari, che è quella chiesa che sta, diciamo, sotto la prefettura in sostanza, più o meno. A sentirlo c'è Carlo Felice, che rimane
colpito dalla sicurezza di questo ragazzo, dalla sicurezza e dalla bravura di questo ragazzo, che infatti diciamo che brucia le tappe e le brucia con un forte senso di sé. C'è un episodio che racconta il mio testate dei ricordi molto divertente, quando diventa avvocato fiscale, avvocato del fisco, e si trova con il reggente e altri, si trova a discutere la causa di un giovane che era accusato dell'omicidio della moglie e per questo diciamo si doveva valutare se impiccarlo o meno. Il mando interviene, il reggente Valentino lo interrompe e gli dice: taccia lei che è giovane, taccia lei che non sa le cose, lasciatela lei. E Mando dice: io sono giovane, certamente, ma sono l'avvocato del fisco, quindi non è che ho questo incarico, sono l'avvocato del fisco. Fisco, replica Valentino, è una parola. Al che il Manno freddamente, e la battuta fece il giro di Cagliari naturalmente, il Manno replicò: è vero, se fisco è un sostantivo, reggente è un participio. Questa fu la risposta che mi diede a Valentino. Cioè era uno che aveva il senso di sé, non era un cortigiano, era uno che sapeva rispondere, era uno che sapeva dire di no. Poi io ho mandato, non so se voi fate gli atti, fate qualcosa, ho scritto un piccolo lavoro su Manno per voi, diciamo, dopodiché ho mandato gli altri naturalmente, perché succede sempre così, che è intitolato Il violino e la luna. Perché questo scritto? Questo scritto nasce da un signore ormai anziano, che sono io, che riflette sull'età, e dovremmo tutti riflettere sull'età, sugli anni che passano, perché racconto la vicenda biografica del Manno attraverso la consapevolezza che lui ne ha. Il Manno che va in collegio a studiare a Cagliari, al collegio dei nobili, il Manno che commette in collegio una sorta di marachella per la quale viene punito, perché vede la luna, gli viene voglia di scappare, di uscire fuori, di andare a rubare la frutta negli orti vicini al collegio. E sul finire della vita, Manno dice, qui c'è tutta una riflessione che è molto importante, che ha riferimenti culturali alti, da Chopin a Bach, il tema della memoria, il tema del ricordo, il tema della storia, sono cose diverse, sono tutte cose diverse. E Manno dice a un certo punto, e sta finendo, morirà lì a poco, dice, guarda un po' cos'è la vita. La vita è che io vedevo la luna in un certo modo quando ero un ragazzino, quando ero giovane. Era materiale, era lì, era la luce, erano tanti pensieri, erano probabilmente tanti ormoni che si muovevano. Oggi la luna la guardo in modo diverso. Oggi la luna mi dice altro. Oggi la luna mi dice che sono passati anni, sono passate esperienze, mi induce ad altre riflessioni, ad altre azioni, ad altri pensieri, mi induce a meditare, ecco. È bellissima questa pagina, una pagina ricca di sensibilità, ricca di poesia, ricca di passione.
che sa che c'è un inizio e c'è una fine e che le persone serie alla fine guardano in un modo diverso da come si guarda forse dei ragazzini. Bisogna diventare uomini, bisogna diventare maturi, bisogna accettare la fine di un percorso. Allora, che facciamo? Ci sono qualche domande? Voleva fare un breve intervento. Sì. Allora, Gianluigi Chiesarotti, giusto? È stato invitato da Cristina, amico, grazie. Ringrazio gli illustri relatori che abbiamo sapientemente ascoltato in questa particolare occasione, in cui si è ricordato un grandissimo personaggio dell'antico Regno di Sardegna e poi d'Italia, il senatore Giuseppe Manno, magistrato, storico, letterato, politico, nato tra l'altro il 17 marzo 1786, esattamente 75 anni prima della proclamazione del Regno d'Italia nella suggestiva aula del Parlamento subalpino di Palazzo Carignano a Torino. Ringrazio anche la mia amica di lunga data, la dottoressa Maria Cristina Manno, discendente del nostro, che mi ha oggi invitato. Questo mio breve intervento mi è venuto in mente osservando sia l'immagine del Manno raffigurata nell'odierno invito e precisamente delle vesti di cavaliere di croce decorato del Gran Cordone dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, l'antica milizia sabauda, ma anche presidente dell'Ordine Mauriziano dal 1855 al 1866. Cade quest'anno il 442esimo anniversario della nascita dell'Ordine, uno degli ordini squisitamente dinastici della Real Casa di Savoia, ma più che una nascita si deve parlare di una restaurazione, o meglio di una unificazione, in quanto entrambi gli ordini di San Lazzaro e di San Maurizio vi già esistevano e fu il duca Emanuele Filiberto di Savoia a volere di quanto sopra. L'ordine di San Maurizio nasce per opera del duca Amedeo VIII di Savoia e Pacifico, il quale, ritiratosi dagli affari dello Stato, andò a vivere come una anacoreta nel monastero di Paglia, sul lago Lemano, e fondò un ordine cavalleresco che assunse il nome di San Maurizio, patrono della Casa Sabauda. Esso non aveva alcun carattere ufficiale e nei primi anni fu semplicemente detto Milizia Santi Maurizi. La figura di San Maurizio era molto importante in Casa Savoia, in quanto fin dal XIII secolo la dinastia batteva moneta in San Maurizio da Gauno, tanto che erano dette monete mauriziane. Inoltre il conte Amedeo VI di Savoia, conte Verde, usò un'insegna di guerra e di devozione accanto alle altre recante l'effigie del santo. Anche al tempo del duca Amedeo VIII si fece riferimento a San Maurizio, mentre nel testamento del duca si legge: servire Dio nella vita regolare e claustrale, nel rinunciare al fasto mondano, nell'aiutare lo Stato con il consiglio nelle difficoltà politiche. Praticamente, se vi era un desiderio che i suoi successori si interessassero all'ordine, che tra l'altro non aveva ricevuto alcuna conferma da parte dell'autorità religiosa. L'ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, il più antico dei due, cavalleresco e militare di Terra Santa, era essenzialmente a carattere ospedaliero. Le sue origini non sono ben note, ma si ricordano senza dubbio alla prima crociata. Si chiamò di San Lazzaro dal nome del medico pieno di piaghe, il quale aspettava l'elemosina alla porta del Polone, o dal nome del fratello di Marta risuscitato da Gesù, che secondo la leggenda francese, e quindi senza alcun fondamento storico, lo si volle vescovo di Marsiglia. Quest'ordine, sotto la protezione e l'aiuto dei suoi pontefici sin dal 1227, venne creato al fine di curare gli effetti della lepre, male endemico e pericoloso, ed inoltre ebbe lo scopo di aiutare i pellegrini e di difendere i luoghi santi.
fu approvato da Papa Alessandro VI, poi, caduta San Giovanni d'Arco, i membri dell'Ordine di San Lazzaro si trasferirono in Europa e fondarono ospedali e lazzaretti. Il lazzaretto, dato che siamo nel 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni, il lazzaretto era l'ospedale dove furono ricoverati durante la peste del 1600. A questo punto praticamente Emanuele Filiberto ebbe 2 ordini cosiddetti in sonno. Quello di San Maurizio non era più stato concesso dalla morte di Luca Amedeo VIII e pensò, sotto la grande morale, dopo la grande morale vittoria cristiana nella battaglia di Lepanto, di unificarli. L'ordine di San Maurizio e Lazzaro nasce ufficialmente con le bulle pontificie cristiani, popoli e proprio Missa Nobis, sottoscritta da Papa Gregorio XIII, rispettivamente il 16 settembre 1572 e il 13 novembre 1572, con le quali si dava disposizione per ripristinare l'ordine militare religioso di San Maurizio, ponendolo sotto la regola di San Benedetto, della congregazione cistercense prima e quella di Sant'Agostino poi, fondendo del Iure con l'ordine ospedaliero gerosimiano di San Lazzaro di Gerusalemme. La storia dell'ordine la sappiamo, praticamente la funzione iniziale dell'ordine era molto simile a quella dell'ordine di Malta, infatti anche nel Mauriziano erano cavalieri fra i professi dei 3 voti tradizionali, obbedienza, castità e povertà, ed occorreva produrre le prove di nobiltà al fine di accedere all'ordine medesimo. L'ordine visse periodi di fulgore e di gloria a seguito di cospicui rilasci e donazioni. La bufera rivoluzionaria francese soppresse ogni attività dell'ordine in Piemonte, nazionalizzandoli i beni e bruciandoli gli archivi. Ciononostante l'istruzione cavalleresca continuò normalmente a operare in Sardegna, ove si era trasferita alla corte San Paolo. Dopo il congresso di Vienna e la cosiddetta restaurazione, l'ordine mauriziano ebbe nuovamente le sue funzioni. E nel 1851 ebbe una svolta storica. Infatti, Vittorio Emanuele II ne modificò profondamente la Costituzione, si abolirono le prove nobiliari e prese il suo carattere religioso e militare. Divenne un ordine al merito, ma sempre dinastico, fu quindi diviso in 5 classi: cavaliere di Gran Croce, cavaliere ufficiale, commendatore, ufficiale e cavaliere, e ciò per equiparare il nostro periodo militare di Savoia. Le ultime modifiche degli statuti sono dell'11 giugno 1985, al fine di rivedere, di modificare e rendere più moderni gli statuti dell'ordine, in ottemperanza del desiderio di Umberto II di Savoia, il quale il 30 settembre 1973 volle presiedere ufficialmente ad una solenne celebrazione dell'abbazia di San Maurizio del Gaumo in Svizzera per il 4° centenario della fondazione dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. I nuovi statuti constano di 29 articoli e tutelano tutta la funzione dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Esso è retto da un gran maestro, che è il capo della Casa Foglia, e un gran magistero, il quale è così composto del Consiglio dell'Ordine, la Giunta, il Gran Cancelliere, il Tesoriere, il Generale e il Gran Priore. Attualmente l'ordine è così diviso per i cavalieri in 5 classi: Gran Croce, decorati del Gran Cordone, grandi ufficiali, commendatori ufficiali e cavalieri. Per le dame in 3 classi: dame di Gran Croce decorate del Gran Cordone, dame di commenda e dame. In casi particolari possono essere istituite per decreto magistrale delle commende di giuspatronato onorario, cui corrisponde il titolo di commendatore, appunto, di giuspatronato onorario. La tradizione dell'ordine è rimasta invariata. A riguardo ritorna alla mente quanto scritto negli statuti dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro nel 1608 come indirizzo di vita dei cavalieri mauriziani: non essendo la vita dell'uomo che milizia sopra la terra, come disse quel gran servo di Dio Giobbe, oltre alla milizia che avranno da esercitare per difesa ed esaltazione di Santa Chiesa, non infedeli ed eretici pensino d'avere continua pugna contro i nemici invisibili della. Perché è importante approfondire questa figura, è importante andare lì a capire, a leggere come sono andate le cose. Allora vi ringrazio
non andate via perché nell'altra sala offriamo una piccola degustazione di prodotti sardi, e magari chiedo invece ai soci del gremio di rimanere, che adesso ci faremo dare i risultati delle elezioni, perché formalmente il collegio elettorale deve proclamare